la siccità era prima, ma una siccità vera e propria. Del 28 era la siccità, un caldo terribile. Se Valtteri avessi visto la siccità vera e propria, come che fosse un'Africa, ti senti a dire che non piove, ti piangi, te toccò. E dopo, nell'inverno dopo, che ieri l'anno altri, un freddo. Vabbè, questo sì che avete contato. Siccome abitavamo, la nostra casa era a pochi metri dalla strada, si chiamava l'Argine di San Marco, nel pendio, nella rampa, ed era carica di gazzie, bei grossi che venivano su, che era piacere. Dal potente freddo, grande freddo, 20-25 gradi di freddo, e la neve era alta così, e passava con i mussi e i carrettieri, che andavano a neve e stentava a venire fuori dopo. E la mattina te venivi su dal letto, ti sentivi che scoppiava, i rami dei gazzie che venivano su e era già maciullate da gran giasso. Si crepava, il fusto crepava, il freddo, il fusto stava in piedi e i rami, gli veniva giù di piccolo, non si italiana, madonna, ma questo l'ho visto oggi. Mi dice, nel 29. Allora è morto tutte quante, insomma dal freddo che è stato è morte tutte le vite, piante di fico, i salici, morto tutto, a notte incontro le ore più fredde, appunto dal freddo, veniva via che schioccare dagli alberi che crepava, insomma, dai freddo crepava proprio, faceva dei crepi che si andava dentro quella manta. Cosa si sentiva? Proprio sciocco ora? A sciocco si sentiva proprio cring ogni tanto, se era fuori così si feia, perché pareva che dovesse venire chissà cosa. Ecco. E i viti stesso erano tutte quante crepate da alto e basso. Ma che non feia tanto sciocco perché era piccolo. Ma gli alberi, insomma, si sentiva degli sciocchi che mai più. Qua gli alberi soprattutto? Il pianta del fico che è anche quella dei salici, i piopi chi dà. Anche i piopi? Sì, sì. Morti ora proprio? Sta sventando, poi torna a buttare da basso, torna a buttare da zocca. No? E vide invece che piantare da nuovo? E vide, è tornato a buttare da zocca il primo anno, ma dopo abbiamo dovuto non le ripiantare perché non si più niente. Erano state levate tutte e abbiamo tornato a piantare da nuovo. Del 29 al 30 abbiamo tornato a fare tutte le piantaioni. Abbiamo piantato a volte 5.000 viti.